Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Rosolina con il sindaco Michele Grossato. Perché siamo venuti a trovare il sindaco? Perché ancora una volta bandiera blu, Rosolina Mare, Albarella e quant'altro. Soddisfazione sindaco, e perché siete così bravi? Soddisfazione a 1000 perché è un riconoscimento molto importante per la nostra località turistica, sia di Rosolina Mare che di Albarella. Albarella, tra l'altro, oltre che tutte le spiagge del nostro comune, ha anche la bandiera blu per quanto riguarda la Darsena. Significa che ancora una volta l'FEE, che è l'ente praticamente, che è quella lente di ingrandimento, verifica le spiagge italiane. Ancora una volta Rosolina, perla del Delta del Po, e fa parte anche delle 9 spiagge del Veneto che hanno avuto la riconferma, avendo un occhio di riguardo per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per quanto riguarda il turismo inclusivo, e ci ha permesso di portare a casa ancora una volta questo importante riconoscimento. Ecco, ricordiamo, tra l'altro anche Porto Tolle, quindi tutto il Delta è premiato, però il bandiera blu cosa vuol dire? Non solo acque pulite. Bandiera blu è tutto un sistema, ci sono praticamente una sorta di regolamento che va rispettato, un lavoro anche molto importante fatto da una squadra, perché sicuramente il ruolo ce l'hanno gli operatori turistici, i dipendenti comunali, il mio assessore al turismo che ha seguito, l'assessore Patriani, che ha seguito tutte le varie fasi, ed è un insieme di dettami, di accorgimenti per quanto riguarda soprattutto, come dicevo prima, l'aspetto ambientale, un occhio di riguardo anche per la disabilità. È un mix di cose che fanno rendere le spiagge dove sventola la bandiera blu spiagge efficienti, spiagge attente all'ambiente. Ecco, abbiamo intervistato un po' di operatori di Rosolina Mare, c'è un moderato entusiasmo e ottimismo. Lei, tra l'altro, che è stato per anni il presidente della Prologo, quindi ha conosciuto sia le criticità che anche il piacere di portare spettacoli nella sua cittadina balneare. Come vede la stagione? Ma io, invece di dire moderato, per natura sono ottimista, ma spesso e volentieri mi confronto anche con i numeri. I numeri che abbiamo in questo momento sono numeri entusiasmanti, sono numeri che evidenziano sempre di più un turismo di vicinato, un turismo veneto che predilige le località vicine alla propria abitazione, e per questo sempre di più Rosolina Mare diventa anche una spiaggia dove si parla italiano. Non che non vogliamo più il turismo estero, però è anche bello che ci sia un po' un'inversione di tendenza, che quando magari gli italiani, i veneti andavano magari ad Ibiza o andavano a Formentera, adesso scelgono Rosolina Mare, le nostre spiagge venete. Ultima domanda: che valore aggiunto può portare la bandiera blu per il turismo, per il business del turismo? Beh, l'occhio attento soprattutto del cliente tedesco ambisce molto fare la vacanza in una località turistica dove sventola la bandiera blu, e al tempo stesso anche chi sceglie una località come Rosolina Mare sa che può trovare degli standard più elevati, può trovare dei servizi più efficienti e di conseguenza anche una vacanza migliore.